Nasce ad Agrigento il Parco Livatino, cerimonia in contrada Gasena. Le fiamme gialle di Agrigento al comune, al vaglio immobili abusivi. L'Ordine degli Ingegneri offre un'adeguata formazione sul BIM. 2 liste per le amministrative a Naro annullate dalla Commissione elettorale. Oggi è venerdì 17, ma niente paura, è un numero che può portare fortuna. Per lo sport basket la Fortitudo vince contro il Latina. Calcio il sogno dei tifosi del Palermo. Benvenuti su TVA Notizie. Inaugurato ad Agrigento il Parco Livatino in contrada Gasena dopo il rinvio a causa del maltempo. Ci sono le interviste. Il grande giorno è arrivato, si inaugura finalmente il Parco di Livatino. Che grande emozione c'è oggi? Infinite, sono veramente emozionato dopo 8 anni a lottare affinché questo progetto di legalità si avverasse, ambientale si avverasse, dopo ce ne sono voluti 8 anni, però grazie ai volontari e all'associazione di cui sono presidente non si faceva niente senza di loro. Fino a ieri sera alle 21 siamo stati qua a lavorare a zappare e dare acqua. Quindi ora il grande giorno è arrivato con le fioriture dei primi alberi che abbiamo messo qua l'anno scorso nel Parco Livatino. Questi gli oleagini adesso sono fioriti e questo è il risultato. In un luogo deserto, bruciato, pieno di spazzature. Oggi è una giornata particolare, davvero molto bella, anche se triste. Oggi si inaugura il Parco Livatino, dedicato al giudice ma a tutte le vittime di mafia. E proprio oggi ritorna su questo posto la reliquia, la camicia insanguinata che indossava il giorno del massacro. È una giornata particolare, una giornata molto intensa. Noi vorremmo che questo parco divenisse un luogo di preghiera, un luogo dove poter passare dei momenti a riflettere. Noi cercheremo di fare memoria del giudice Livatino, di tutte le vittime di mafia, soprattutto alle nuove generazioni, e speriamo che possano davvero portare avanti ancora il ricordo del personaggio illustre che la mafia ci ha tolto. La camicia intrinsa del sangue di Livatino oggi torna sul luogo dell'eccidio, ma ha girato tutta l'Italia. Da quasi 3 anni ormai ci troviamo a girare l'Italia con la camicia di Livatino su richiesta di parrocchie, diocesi, associazioni e movimenti, ed è un'esperienza meravigliosa. Certo, oggi è il culmine di questa esperienza perché, come detto prima, la camicia ritorna sul luogo dell'omicidio. Un autore cristiano dei primissimi tempi della Chiesa, Tertulliano, parla del sangue dei martiri come seme di nuovi cristiani. Ora questo è il luogo di martirio e di sangue versato, quel sangue ragrumato che possiamo vedere nella camicia che indossava quel giorno il giudice Livatino. Ecco, da quel sangue intanto è nato un parco, sono stati posti dei semi, sono stati piantati degli alberi, sono fioriti alcuni fiori. Ecco, questo giorno può segnare, oltre che la fioritura della natura, una fioritura nelle nostre coscienze. Immobili abusivi ad Agrigento. Al vaglio della Guardia di Finanza le ordinanze di demolizione del 2017. Come riporta il quotidiano Grandancolo a firma del direttore Franco Castaldo, da un paio di giorni la Guardia di Finanza staziona con continuità al Comune di Agrigento e sta acquisendo materiale di interesse investigativo su disposizione della Procura della Repubblica riguardante le ordinanze di demolizione del 2017. L'indagine, almeno questa volta, scrive Grandancolo, riguarda vicende avvenute sotto la sindacatura di Lillo Firetto.
l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento per un'adeguata formazione su un argomento di grande interesse. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella, che ha intervistato il presidente dell'Ordine, Achille Furioso. Sì, l'Ordine degli Ingegneri tende una mano agli enti territoriali, quindi in primis ai comuni, quindi ci rivolgiamo ai sindaci, agli assessori ai lavori pubblici, ai responsabili degli uffici tecnici, quindi ai RUP, ai responsabili unici di progetto, a tutti gli operatori, i manager che si confrontano con il ciclo dell'opera pubblica. Ormai da tempo c'è un obbligo di formazione specifica sui nuovi strumenti di modellazione informativa digitale, cosiddetti BIM, Building Information Modeling, e tra pochissimi mesi, quindi è cogente, ormai imminente, che bisogna anche nelle pubbliche amministrazioni dimostrare una competenza professionale per poter gestire opere di oltre 1 milione di euro. Quindi ormai per quasi tutte le opere è necessario avere determinate competenze. Le stazioni appaltanti devono attrezzarsi, devono formare dei dipendenti, quindi conseguire determinate capacità, e allora siccome l'Ordine degli Ingegneri ha già pensato a un percorso formativo per i propri iscritti che li porterà a conseguire la certificazione, la qualificazione di BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, ha pensato anche di prendere un modulo base di questo percorso e metterlo a disposizione a titolo non oneroso dei colleghi dei tecnici degli enti territoriali, che tra l'altro sono proprio primi interlocutori di noi professionisti nell'avvio e nella realizzazione delle opere pubbliche. Pensiamo che solo attraverso questa collaborazione si eviterà di perdere grandi ingenti finanziamenti pubblici, Comunità Europea e del PNRR. Allora ci rivolgiamo un invito agli amministratori, agli ingegneri capi, ai responsabili degli uffici tecnici a collegarsi, se non hanno ancora ricevuto la nostra mail, al sito dell'Ordine degli Ingegneri, a scaricare il protocollo d'intesa, lo schema di protocollo d'intesa che abbiamo già trasmesso a tutti i comuni della provincia, e a contattare i referenti delle proprie amministrazioni per aderire immediatamente a questo percorso, e che verrà nel dettaglio spiegato giorno 25 maggio alle ore 10 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. Appunto in quell'occasione spiegheremo meglio chi sono i professionisti che ci seguiranno, che chiaramente sono a livello nazionale tra i più preparati, certificati, qualificati. Entreremo nel merito del dettaglio delle modalità, di quando inizia il corso, presumibilmente entro giugno speriamo di partire, riteniamo che con questo importante opportunità che l'Ordine degli Ingegneri mette a disposizione dei colleghi diamo un'ulteriore spinta al territorio, alla collettività, per che si attivi in maniera virtuosa nel promuovere attività a servizio di tutto il territorio. Politica: 2 liste per le amministrative di Naro sono state escluse dalla commissione elettorale di Canicattì. Si tratta delle liste che riguardano le candidature di Milko Dalacchi e Roberto Barberi. In attesa di un eventuale ricorso contro la decisione della commissione elettorale, unica candidata rimane Maria Grazia Brandara, sindaco uscente. Come eravamo e come siamo, la Sicilia racconta la Sicilia. Oggi pomeriggio a Montevago, a cura del quotidiano La Sicilia, verrà inaugurata una mostra a cui seguirà un convegno per tenere viva la memoria del tragico terremoto che ha devastato la valle del Belice. A coordinare i lavori il giornalista Giuseppe Recca. Nella foto della locandina il neonato Franco Sant'Angelo, conosciuto come il bambino di Portobello, in braccio al vigile del fuoco che lo ha estratto dalle macerie di Gibellina. Il bambino è cresciuto a casa della nonna, avendo perso i genitori.
Nel 1976, all'età di 8 anni, Franco Sant'Angelo è stato ospite di una famiglia di Cammarata. Quasi tutto pronto a Licata per lo street control sulle auto dei vigili urbani. L'intervista al responsabile della ditta che si è aggiudicata l'appalto. Allora, lo street control non è altro che un'applicazione, un software che permette il controllo del territorio e gli illeciti del codice della strada tramite il kit a disposizione della Polizia Municipale di Licata. Il kit è composto da un tablet e da una telecamera ed è così composta l'architettatura dello street. Abbiamo una telecamera che si collega tramite un router wifi al tablet. La telecamera acquisisce le targhe di tutti i veicoli, sia anteriori che posteriori. Per ogni targaletta sul sistema verrà dato un responso di 2 foto, una della targa, una del contesto e inoltre i risultati di assicurazione e revisione. Lo street control ha diverse modalità di utilizzo, può essere utilizzata per il controllo della sosta selvaggia, quindi con il sanzionamento dei veicoli che sono in sosta selvaggia, può essere utilizzato per i servizi di controllo degli articoli 80 e 193, quindi assicurazione e revisione, e inoltre può essere utilizzato per le soste a strascico, quindi per la rimozione della doppia fila. Il venerdì 17 da sempre è ritenuto un giorno più o meno sfortunato, che fa insomma paura. Ovviamente siamo nel campo della superstizione, tipicamente italiana, difficilmente riscontrabile altrove. Ma per chi proprio rimane influenzato dalla data è importante il consiglio dei numerologi, i quali attribuiscono al 17 un valore assolutamente positivo. Insomma, il 17, che sia o meno di venerdì, è un numero che può assicurarci ricchezza e gioia. E allora diciamo buon venerdì 17 e buona fortuna. Gli integratori alimentari sono risultati privi dell'etichetta del Ministero, da qui il sequestro dei prodotti presso una erboristeria di Agrigento. Per il titolare del negozio è stata elevata una sanzione di 7.000 euro. Ad Agrigento presentato in anteprima nazionale il film sulla musa di Pirandello del regista Lorenzo Daniele. Il servizio. Assistere a questa proiezione che appunto ci aprirà il mondo di Pirandello. E anche per augurarti un in bocca al lupo per l'uscita di questo lungometraggio. Questo film diciamo mette luce su Marta Abba, su questo personaggio, su questa attrice degli anni '20 che in qualche modo per troppo tempo è rimasta al buio, fuori dai riflettori. Noi abbiamo cercato di accendere questi riflettori e far capire al pubblico, anche a chi non conosce quella che fu la musa di Pirandello, chi fosse e quale fosse la sua vera relazione con il premio Nobel Pirandello. Per te interpretare Marta Abba cosa ha rappresentato? Per me ha rappresentato innanzitutto l'Italia e la Sicilia, perché lei amava così tanto questa terra, ma poi è andata via, è andata poi a proseguire la sua carriera in America. Per me è stato un po' ritrovarmi, perché come lei io da attrice ho passato delle grandi difficoltà in questo settore che è molto selettivo, che a volte è molto duro e molto difficile ad entrare a far parte di un circuito, e interpretando lei ho trovato una grande forza e soprattutto una grande presenza e un grande coinvolgimento emotivo, e mi sono legata tantissimo a lei e l'ho vissuta dentro di me. Diciamo che anche ci assomigliamo molto sia nei percorsi ma anche fisicamente, questo è quello che mi dicono, tant'è che mi chiamano Marta adesso. Quindi interpretare per me questa donna così determinata, così forte, così presente, così caparbia, mi ha regalato molta sicurezza
e tanta voglia di dare, tanta voglia di dover ispirare e dover portare avanti questa nostra missione, che è questa nostra vocazione artistica teatrale. Giornata internazionale contro l'omofobia. C'è il servizio. Si celebra oggi la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, istituita nel 2004 dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, a 14 anni dalla decisione del 17 maggio 1990 di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La giornata internazionale contro l'omofobia si celebra tutti i 17 maggio a ricordo della data in cui l'OMS definì per la prima volta nella storia l'omosessualità come una variante naturale del comportamento umano. In questo modo terminarono i trattamenti medici e psichiatrici per curare l'omosessualità. Molto è stato fatto in questi anni contro ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sull'identità di genere, ma nonostante ciò sono ancora 72 paesi nel mondo che sanzionano penalmente l'orientamento sessuale. L'Italia nell'ottobre 2017 è entrata a far parte del core group lesbiche, gay, bisessuali e transgender, un gruppo interregionale di paesi e organizzazioni per promuovere i temi della lotta alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e della tutela dei diritti di tutte le persone. L'Italia inoltre supporta attivamente la dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere del 2008 ed è parte dell'Equal Rights Coalition, piattaforma di cooperazione tra paesi che mira allo scambio di informazioni e buone pratiche, nonché partner del Global Equality Fund, fondo intergovernativo che si propone di finanziare progetti a tutela delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Samuele Fuschi sarebbe caduto dalla moto per un cedimento dell'asfalto, resta da capire se è stato contestuale all'impatto o se si sia verificato poco prima. L'uomo, 38 anni, di Falsomiele, ha perso la vita in Viale Regione Siciliana nel primo pomeriggio di ieri. È stato sbalzato alla sella della sua Honda SH300, finendo con estrema violenza sull'asfalto. I vigili urbani hanno verbalizzato che in zona vi fosse un avvallamento segnalato con un birillo. La voragine si è aperta dopo l'arrivo della polizia municipale, sarebbe scritto nel verbale, secondo quanto riferisce l'ANSA, ma anche sotto questo aspetto il comandante Coluccello traccia delle prime ipotesi. È possibile che il Centauro, dice, abbia perso il controllo del veicolo perché riscontriamo sul tragitto una buca che probabilmente è stata provocata da un cedimento strutturale dell'asfalto, ma ci sono da usare tutti i condizionali del caso. Guardando la buca, tutti i suoi contorni, seppur frastagliati, sono netti, cioè il bordo è come se fosse stato seghettato. Questa buca sembra che sia stata scavata. Adesso c'è un morto che merita rispetto e dobbiamo capire cosa sia accaduto, ma io penso che quella buca 10 minuti prima dell'incidente non ci fosse. Quattro bambini. A casa mia non si discute più. Mia figlia è ancora una ragazzina, si può dire, e lascia 4 figli, una bambina ancora dallo Stato. Lui pensava diamo il sussidio, qualche cosa, però non è che ci poteva arrivare. Andiamo qualche piccolo lavoretto così, magari 20-30 euro al giorno, così. Come si fa con un piccolo sussidio, campare con 4 figli, una casa? I problemi ci sono in una famiglia. Non è che si può campare solo con 500 euro che hanno la signora Meloni, sempre grazie a lei, che hanno messo a punti i pari schiava austriaci. Noi dobbiamo ringraziare la signora Meloni che hanno consumato a tutti, ci ha rovinato la vita a tutti. Processo a Marsala per un traffico di droga. Vediamo. L'operazione antidroga dei carabinieri di Marsala, denominata Fox, arriva al suo primo vaglio giudiziario. Il giudice delle udienze preliminari, Riccardo Alcamo, ha infatti condannato con rito abbreviato 4 degli 11 imputati per i quali la procura
ha chiesto il rinvio a giudizio. L'indagine ha fatto luce su un traffico di cocaina tra Catania e Marsala. Secondo l'accusa, ogni mese a Capo Beo sarebbero arrivati circa 2 kg di cocaina che avrebbero inondato, così spiegavano gli investigatori, la città, favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti. E proprio ieri a Marsala una nuova operazione antidroga ha portato all'arresto di 4 persone e al sequestro di una rivendita di tabacchi nel quartiere di Amabilina. Ma torniamo all'operazione Fox. La pena più dura è stata inflitta al pregiudicato marsalese Vincenzo Fabio Licari, mentre 2 anni più 10.000 euro di multa sono stati inflitti al catanese Agatino Lorenzo Abbate. Gli altri 2 condannati sono Riccardo Giacalone, 1 anno e 8 mesi, più 4.000 euro di multa, e Carlo Frazzitta, 1 anno e mezzo e 9.000 euro di multa, entrambi di Marsala. Per Licari e Abbate, il procuratore Fernando Asaro aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere, mentre 4 anni erano stati invocati. Per Giacalone 2 anni e 8 mesi per Frazzitta. Abbate e Frazzitta sono stati condannati in continuazione con una precedente sentenza. A difendere 4 sono stati gli avvocati Luigi Pipitone, Vincenzo Forti e Francesca Frosteri. Altri 7 imputati sono stati rinviati a giudizio davanti il Tribunale di Marsala. Sono Pietro Marino, Gaspare Maurizio Giannone, Vincenzo Andrea Giannone, Giuseppe Lamantia, Francesco Vinci, Alberto Giacalone, Loris Carmelo Abbate. Tranne quest'ultimo, che di Catania sono tutti marsalesi. Il processo a loro carico inizierà il prossimo 26 giugno. Nell'ambito della stessa indagine, il 1 giugno del 2023 era scattato il sequestro preventivo di beni mobili e mobili riconducibili a Vincenzo Fabio Licari. Tra i beni ai quali sono stati posti sigilli anche il bar Pieruccio, accanto l'ospedale di Marsala Paolo Borsellino. Per gli investigatori il bar e gli altri beni sequestrati sarebbero il provento del traffico di droga o comunque hanno un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato da Licari. Il sequestro venne operato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP su richiesta della procura. Quest'ultimo è infatti disoccupato secondo l'accusa, avvalendosi di prestanome o parenti stretti per eludere le indagini patrimoniali. Avrebbe avuto la diretta disponibilità insieme alla moglie di 2 immobili, una casa su 3 livelli, il chiosco adibito a bar, peraltro costruiti abusivamente, e vari beni mobili, 2 auto, 2 ciclomotori di valore non giustificabile rispetto ai redditi dichiarati. Nell'operazione Fox erano già state sottoposte a sequestro preventivo 2 società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala, con cui gli indagati avrebbero organizzato in più occasioni il trasporto della droga da Catania a Marsala stessa, avvalendosi proprio di insospettabili auto a noleggio. Sit-in degli autisti delle autolinee davanti l'assessorato regionale ai trasporti, la manifestazione per reclamare la sicurezza sul lavoro, il servizio da Palermo. Stamane sciopero dei lavoratori della Fit Cisl in forza alla Segesta Autolinee, alla Etna Trasporti e alla Interbus. In un sit-in davanti la sede dell'assessorato regionale ai trasporti a Palermo, gli autisti hanno espresso le ragioni della protesta. Al centro la sicurezza sul lavoro e turni, a loro dire, massacranti. Quello che lamentiamo noi principalmente, non è normale che io monto alle 6:30 di mattina, già devo partire dal capolinea, quindi mi devo preparare anche prima e di conseguenza vado a finire il turno alle 21:15 la sera. Vediamo se sia normale sostenere un turno di oltre 14 ore. Queste sono le realtà che abbiamo noi in Segesta. Quello che lamentiamo poi è che non viene rispettato mai la nostra rotazione dei turni. La rotazione dei turni serve per noi poterci organizzare la propria vita sociale. Il servizio da noi viene erogato ogni venerdì, anziché averlo ogni mese o come tutte le altre aziende a 6 mesi, programmato e sistemato. Noi ogni venerdì aspettiamo la sorpresa di quello che esce fuori, perché, ripeto, non viene mai rispettata la rotazione. Quindi oggi noi siamo in sciopero principalmente, innanzitutto per rispettare la nostra dignità, che noi lavoriamo continuamente, sempre a rischio in questa azienda continuamente.
stressati dalla mattina alla sera, perché sappiamo benissimo Palermo quello che offre, diciamo, come traffico. Vogliamo ricordare che tratte coprite in Sicilia? Abbiamo tutto il lato, diciamo, del Trapani, quindi partendo da Palermo facciamo Terrasini, Cinisi, Alcamo, Partinico, Borgetto, Calatafimi, Trapani, e poi ci sono le dirette che fanno Alcamo-Palermo diretto, Palermo-Trapani diretto. Le aziende del gruppo Scelfo, Segesta Autolinee, Sicilbus, Etna Trasporti e Interbus non solo non rispettano gli accordi sottoscritti, ma giornalmente i turni di servizio non rispettano quelle che sono le normative contrattuali e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro, mettendo a repentaglio giornalmente l'incolumità sia degli autisti che dell'utenza che trasportano. È necessario sin da subito intervenire nei turni programmati che non rispettano mai quelli effettivamente che si fanno giornalmente. In termini di tempi di guida, percorrenze, ore di riposo, non è più sostenibile avere turni che superano le 12 ore giornaliere di impegno lavorativo con ore di guida continuative che vanno al di sopra delle 5 ore. Così rischiamo la tragedia. Abbiamo più volte sollecitato il Dipartimento regionale delle infrastrutture e dei trasporti, che tra l'altro erogano i finanziamenti pubblici, soldi dei cittadini, dei quali queste aziende beneficiano. Abbiamo più volte sollecitato le prefetture, ma oggi solo ed esclusivamente un nulla di fatto, solo ed esclusivamente chiacchiere. Siamo allo sport basket, la Fortitudo vince contro il Latina, al Pala Moncada finisce 89-87. Coach, l'avevi detto nella precedente partita che bisogna quasi automotivarsi, è difficile trovare le motivazioni e anche oggi in un match che sembrava tranquillo e poi invece c'è stato questo finale quasi thriller. Di certo non si può dire che il pubblico non si sia divertito. Quanto è difficile affrontare queste partite e alla fine portarla anche a casa la vittoria? Ma sì, guarda, è difficile perché, come hai detto tu, era quello che avevo detto anche ai ragazzi alla fine della partita di Roma, in questo momento chiaramente guardando la classifica è difficile trovare motivazioni, però come dimostra anche questa partita qui, a nessuno piace perdere, neanche a una squadra che aveva addirittura 2 punti in meno di noi e che veniva già da un'altra trasferta. Una partita confusionale, sono successe tante cose, di tutte le partite che abbiamo vinto in questo periodo è quella che mi soddisfa di meno, perché abbiamo commesso tanti errori, avevamo nel pochissimo tempo ma avevamo preparato delle cose e non sono venute bene. Poi alla fine sfruttiamo le rotazioni sicuramente più lunghe di Latina per arrivare leggermente più freschi nel finale, ma nonostante questo abbiamo rischiato di buttarla più volte. Guardavo un attimo al volo le statistiche, c'è un dato che secondo me è molto positivo, ovvero quello che abbiamo prodotto 23 assist noi e 10 loro, e questa era una richiesta che avevo fatto ai ragazzi, ovvero è normale che in questo momento si comincia un pochino già a pensare al futuro, ma io ho detto la cosa più sbagliata è pensare di vincere una partita pensando alle proprie statistiche e non pensando alla squadra. I 23 assist di produzione invece dimostrano che ci siamo cercati come è la fisionomia di questa squadra per costruire dei canestri. Poi per esempio c'è un altro dato che abbiamo forzato 16 palle perse ma abbiamo convertito pochissimi punti, quindi questo è chiaramente uno dei motivi per cui non c'è mai stato lo stacco in questa partita. Detto tutto questo, conta aver preso i 2 punti, perché io il gruppo chiaramente vuole cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine, soprattutto quando giochiamo in casa, per dimostrare che onoriamo questo campionato fino alla fine, e quindi ci prendiamo questi 2 punti e continuiamo a guardare partita dopo partita. Il tutto ricordando sempre che c'è da notare l'assenza di Fabi e con Morici che per 2 mesi non si è neanche allenato. Sì, assolutamente, infatti c'è anche un roster corto, se vogliamo. Ma guarda, se guardiamo i 2 roster oggi, sicuramente il loro era più corto del nostro. Noi abbiamo oggi ho fatto entrare tutti, poi è normale, ci sono state delle rotazioni, cioè dei minutaggi più alti, dei minutaggi più bassi. Stiamo cercando di mettere nella migliore condizione Nico di recuperare
in un momento del campionato che tra l'altro non lo concede con così facilità, perché giochiamo e basta, quindi non c'è neanche il modo di ritrovare un pochino di condizione grazie agli allenamenti. Agustin sta finendo il suo percorso e speriamo sia disponibile il prima possibile, però è chiaro che noi, e l'ho detto sempre e ripetuto, dobbiamo puntare sul collettivo, perché non siamo una squadra costruita per avere il one man show, per portare a casa qualsiasi tipo di risultato. Dobbiamo basarci su quei 5 che sono in campo e tutti quelli che possono dare qualcosa dalla panchina, ma non solo offensivamente ma anche difensivamente, cosa che di oggi non mi è piaciuta affatto, perché abbiamo subito tantissimo 1 contro 1 e questo ha quasi rischiato di compromettere la partita. Lollo, è difficile trovare la motivazione in partite come questa e sembrava anche una partita tranquilla, invece c'è stato un finale quasi thriller, il pubblico di certo non si può dire che non si è divertito. Decisamente. Sai, questo è il bello dello sport, soprattutto quando è punto a punto, il bello della pallacanestro è questo. Motivazione, onestamente, finché la matematica non ci dà per morti, noi dobbiamo continuare a lottare, è quello che faremo e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Oggi l'ha dimostrato, la Fortitudo è ancora viva, quindi ci sono dei segnali di ripresa di questa squadra. Ma noi siamo sempre stati vivi, poi per carità, lo sport è così, vinci, perdi, alcune volte non riesci a trovare una chimica adatta, determinate cose non succedono e di conseguenza va male. Ma non siamo mai morti, è il nostro lavoro, da andare al 100% ci mancherebbe, cazzo. Siamo pagati per questo, noi ci crediamo e vogliamo lottare per voi, per la maglia, assolutamente. Oggi dove è stata più forte la Fortitudo? Siamo stati sul pezzo e uniti, devo dire, molto. Tutti è andato proprio mattoncino, chiunque, chi un po' di più, chi un po' di meno, chi ha giocato poco, chi ha giocato di più, tutti è andato loro mattoncino. Il fatto che Latina sia rientrata in partita è un fattore di stanchezza oppure sono stati comunque bravi loro? Tante cose, lo sport è così, soprattutto nella pallacanestro. Ti rilassi un secondo, l'altra squadra non è mai morta, ci crede, anche loro sono in una situazione tosta, che ci devono credere a tutti i costi per cercare di salvarsi. È ovvio che poi nei finali di partita è sempre difficile. Si gioca ogni 3 giorni, domenica è un'altra sfida difficilissima, come si affronta? Si affronta ricaricandosi, riposandosi, guardando quello che ci dice il coach, preparandosi mentalmente soprattutto, perché giocare ogni 3 giorni è un dispendio fisico importante e bisogna essere sul pezzo, anche se per noi onestamente i viaggi sono difficili, ma si sa, Agrigento è così e noi dobbiamo essere mentalmente il doppio più forti. Linea alla regia per la pubblicità, torniamo tra poco. Ancora sport, calcio, momento della verità per il Palermo, che oggi si gioca un'intera stagione. Il ricordo vola già alle imprese degli ultimi anni con la promozione dalla Serie C con Baldini in panchina e già record stagionale di spettatori al Renzo Barbera, attesa spasmodica per la sfida di questa sera fra Palermo e Sampdoria che vale l'accesso alla fase successiva degli spareggi per la promozione in Serie A. Nella struttura di Viale del Fante già frantumato il precedente record di pubblico registrato per la sfida interna contro il Como. Per la gara fra i rosa e i blu cerchiati si supererà le 32.000 presenze, una cornice di pubblico da massima serie per una gara ad altissimo grado di difficoltà per Brunori e compagni. La Sampdoria vuole allungare la striscia positiva dopo un girone di ritorno a 1000 all'ora, ma alla squadra di Pirlo sarà necessario il successo per andare avanti. 2 risultati su 3 invece a disposizione per il Palermo di Mignani, che avrà a disposizione Gomes e Ceccaroni, oltre a Di Mariano che è stato convocato. Clima caldo al Renzo Barbera, visita a sorpresa anche di Ferran Soriano, arrivato a Torretta per sostenere e motivare la squadra. Condivido in pieno quello che hai detto, avere 2 vantaggi su 3 sotto l'aspetto psicologico secondo me è più uno svantaggio che un vantaggio, sotto l'aspetto pratico è più un vantaggio che uno svantaggio. È chiaro che quando le partite sono equilibrate, e io mi immagino e mi aspetto una partita equilibrata, perché mi riguardo mentalmente la partita che abbiamo giocato con la Sampdoria, la prima mia partita qui che abbiamo giocato alla Sampdoria, mi riguardo quelle che sono state le ultime 10-11 partite della Sampdoria, che ne ha vinte 7, quindi vuol dire che è una squadra che sta bene, è una squadra che rispetto alla prima parte di campionato ha preso convinzioni in quello che fa, e quindi mi aspetto una partita equilibrata. Quindi io è ovvio che cercherò di trasmettere
alla squadra il pensiero di pensare di provare a vincere la partita, di provare a fare gol, perché più gol, se tu riuscissi a fare qualche gol avresti un ulteriore vantaggio, però sai poi nella testa quando i minuti cominciano a passare, la testa comincia magari a pensare di meno e a lavorare più sull'istinto. Poi noi non possiamo sapere quello che può essere il risultato al 40esimo, al 50esimo, al 70esimo, all'80esimo o al 90esimo. Noi sappiamo che per superare il turno abbiamo bisogno di vincere la partita o di non perdere la partita, quindi non è facile a volte cercare di trasmettere una situazione, oppure lo puoi fare, devi provare a farlo, però poi sai che gli eventi della partita o i minuti della partita ti portano magari a lavorare più di istinto che di ragione. Bene, è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.